Cari concittadini, siamo qua oggi lungo lo Scoglio Veneto, al confine tra il comune di Teo di Po e il comune di Ariano, per parlare appunto del problema del ponte lungo via Sicilia. Questo ponte è un ponte degli anni 60, realizzato con dei fondi provenienti da alluvioni da una banca del Milanese, se non erro, e poi è stato ceduto appunto alla comunità una volta che è stato finito. Il problema di questo ponte fondamentalmente, lo potete vedere, è che negli anni la manutenzione è venuta a mancare, anche perché la struttura non è mai stata dimensionata per supportare determinati pesi. Vediamo che ci sono un sacco di pali, però la portata dalle prove che abbiamo fatto non corrisponde più alle portate attuali del codice della strada, che superano i 500 quintali, e quindi ci troviamo qua adesso a dover fare un intervento importante, intervento di sostituzione completa del ponte. Vogliamo anche fare un intervento magari di tombinamento, quindi portare tutto al piano campagna, però lo Scoglio Veneto risulta vincolato anche ai beni ambientali, visto l'importanza e la storia di questo canale, e quindi l'unica soluzione possibile e attuabile è appunto sostituire il ponte vecchio con uno nuovo, portando il nuovo ponte al lato campagna, quindi livellando qua le due rampe, quindi rilevato delle due rampe, e realizzare un ponte molto più basso che però lasci comunque il canale com'è attualmente intero. Quindi un lavoro abbastanza importante anche economicamente, parliamo di circa 330.000 euro complessivamente, calcolando anche il rincaro dei materiali che ci sono stati, con le spese tecniche e tutto. Di questi 330.000 euro avremo circa 200.000 euro di lavori, calcoliamo ovviamente l'IVA che la paga anche il comune, e anche la demolizione di questo ponte, che a vederlo passando di sopra sembra piccolissimo, in realtà anche la demolizione avrà un costo abbastanza elevato, aggirandoci sulle 70-80.000 euro. Quindi un intervento veramente importante, in parte già finanziato dalla Regione Veneto con 83.000 euro, in parte sarà finanziato con i fondi propri del comune di Teo di Po e anche con fondi legati probabilmente al PNRR, di cui stiamo aspettando insomma la conferma e la verifica. Allora, questo nuovo ponte che verrà realizzato, che andrà a sostituzione di questa infrastruttura, avrà un valore piuttosto importante per il nostro territorio, in particolar modo anche abbastanza strategico, perché ovviamente va a collegare i due comuni Ariano e Taglio di Po, ma soprattutto perché come saprete già a livello nazionale c'è una strategia di realizzare due importanti arterie di percorsi ciclopedonali, o meglio più ciclabili, o percorsi anche pedonali, che collegano Italia da est a ovest con la pista Vento e da nord a sud con la pista adriatica. Bene, la pista adriatica, che è quella che proviene praticamente da Bassa Italia e dovrà arrivare a Venezia, incrociandosi con la pista ciclabile Vento, passerà proprio per questo tratto di infrastruttura, per cui per noi in prospettiva insomma nei prossimi anni, perché comunque anche le piste ciclabili Adriatica e Vento rientrerebbero probabilmente nei finanziamenti del PNRR, è molto importante essere preparati e predisposti per ricevere questo tipo di turismo che insomma in questi anni e nei prossimi anni a divenire sarà molto importante per questo territorio. Ovviamente sarà un disagio per tutti, sia per i cittadini che anche per i turisti. Prenderemo già accordi, siamo già in fase insomma di acquisizione di accordi con il comune di Ariano e con AIPO per poter sfruttare ovviamente le vie che ci sono a disposizione lungo le sommità arginali, e dopo implementeremo ovviamente la carteunistica anche per ovviare magari in questo periodo di transizione il fatto che molti camper non riescono a passare effettivamente per la strettoia. Purtroppo ci siamo accorti che ad esempio facendo i lavori dell'argine l'anno scorso abbiamo aperto un po' di più la strada e passavano dei camion con un peso di oltre i 500 quintali, quindi alla fine la strettoia, anche per riuscire a mantenere almeno in efficienza quel minimo il manufatto, fino a quando non verrà sostituito, speriamo a breve, durante il corso di quest'anno insomma.